Vernacoliere e vernacolieri, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vernacolando TV, il supplemento video di Vernacolando. Ma non perdiamo tempo. E Mrs. X per oggi è... Sentiamo le traduzioni di Allora, Dennis. Dennis, cos'è la pavana? Cosa vuol dire pavana? Allora, pavana secondo me è come togliersi una soddisfazione, nel senso che di solito a Venezia si dice che si cavava pavana quando uno ha saputo qualcosa che voleva, era curioso di sapere, oppure finalmente aveva fatto qualcosa a cui teneva e quindi si cavava pavana. Ho capito. Ma è praticamente una voglia, fondamentalmente. È una voglia, sì, la pavana, sì, no? ecco, sì. No, voglio dire... In italiano magari si dice togliersi una soddisfazione, insomma. Ho capito. Vabbè, pavana è quella roba lì. Invece sentiamo come ci traduce la parola viziato la nostra carissima Dennis. Viziato, aspetta che penso perché prima non ho viziato la persona, capito? Che si riferisce ai bambini, soprattutto ai ragazzini, ma anche a delle persone adulte sono viziate, No, in questo momento non mi viene niente. Che peccato, so. ma veramente un peccato. Boscola, vai con le soluzioni. Pavana. Questa era praticamente la prima parola che sarebbe già detto. Faccio qua. E in italiano si dice voglia, che in italiano si dice voglia. Capriccio. Insomma, è una roba così che ti ciappa su e dopo ti passa anche. Infatti ce l'avevano detto, sì. E questa parola invece dall'italiano, viziato, sì. come se che ti lo dici. Smaiusa. Il proverbio di oggi. Chi beve prima della minestra vede il medego fuori dalla finestra. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Se sarà, se sarà, se sarà.